Rieccoci nell'ultima parte del Sindaco Risponde, l'appuntamento del martedì sera, ospite c'è il vice sindaco Andrea Michalizzi. Dennis mi ha detto che ci sono moltissimi messaggi, non so se riusciremo a mandarli tutti, quelli che non manderemo in onda questa sera verranno ovviamente posticipati a martedì prossimo, però andiamo rapidamente sia nel leggerli e credo altrettanto a rispondere al vice sindaco. Prego Dennis. Buonasera, vorrei chiedere se sul campo che confina tra via Bernina e Romolo forse il comune non possa fare un parcheggio per residenti, anche se è privato è un problema parcheggiare le auto. Grazie. Proprio perché è privato noi non possiamo intervenire. Facilissimo. Seconda domanda. Ha visto che rapidità è questa? Perché delle volte giustamente le dice i cittadini non riesce a capire dal privato e il comune non può andare nel privato come andesse a casa di ognuno di loro a sistemare la casa. Ma mi scrivono anche sul telefono, no, devi essere più veloce perché ho mandato un messaggio, voglio che sia letto. Sì, anche gli hanno scritto. Sì, me l'hanno scritto. Allora perfetto, andiamo rapidamente, via. Non si possono togliere i sanpietrini in centro scomodi per chi cammina con il bastone? Grazie. Ha ragione, sono un impedimento per chi cammina, sono anche delle barriere architettoniche, però le nostre strade storiche sono protette dalla sovrintendenza, quindi è sempre come dire... Basta sistemarli e farli bene. No, una soluzione l'abbiamo fatta sotto la Specola dove ai Sanpietrini abbiamo messo dei percorsi di camminamento di pietra liscia. Come anche in via, la via che porta al Duomo. Però è tutto un tema legato alle belle arti. Certo, andiamo nel terzo messaggio, Dennis. Mettete qualche parcheggio in più in zona industriale per favore, lungo la strada non si può mettere l'auto e mettete le multe. Sì, ha ragione, bisogna servirla meglio. Oggi rispondevo a una mail proprio su questo, su via Sesta Strada, dove prima era anche un tema che presidiava ZIP, oggi più il consorzio è in fase di liquidazione, il comune sta prendendo in mano alcune cose, sarebbe bello servire la ZIP dal tram. Ma il parcheggio, questa è la domanda, possiamo sistemare questo telespettatore che fa questa richiesta oppure è impossibile? Mi pareva una richiesta generica o ho visto male io? No, ci vogliono parcheggi in zona industriale. Ci vogliono parcheggi, è vero, dicevo, stiamo prendendo in mano anche questa cosa ora che la ZIP è in fase di liquidazione, perché prima era... insomma, giusto? Sì, mi sta occupando di un caso specifico proprio da oggi. Guarda che poi fanno i nodi fazzoletto anche loro, non solo mica noi, insomma, no, certo, ma andiamo a un altro messaggio, Dennis. Siccome non c'era una cosa puntuale. Ci sarà la curva nord con i fondi PNRR come previsto? Ovviamente immagino si riferisca allo stadio Euganeo. La curva nord è quella che non è mai ancora stata fatta e inizialmente sembrava che, faccio un riassunto, che con i fondi del PNRR, da quanto diceva l'assessore Bonavina, si poteva, se arrivavano i fondi, costruire la curva anche dalla porta per rendere un po' più visibile l'aspetto dello stadio Euganeo. E questa è la domanda, credo che faccia riferimento il telespettatore. Certo, ad oggi dobbiamo ancora, come dire, sistemare questo aspetto. Nell'attesa che trascrivano qualche altro messaggio, Dennis, non so se sono già pronti, Dennis. C'è una telefonata, allora c'è una telefonata, arrivano tutti proprio nei minuti finali come pronto, buonasera, con chi parliamo e da dove? Buonasera, parlo con la signora Lucia da Chiesa Nuova. Signora Lucia, le chiedo anche a lei, gentilmente, non è bello, però siamo quasi in chiusura, se è rapida nella domanda, grazie. Sì, volevo solo chiedere se è possibile qui a Chiesa Nuova avere un punto di anagrafe, perché l'altro giorno ho fatto 3 ore in via Semanza per fare delle robe, insomma, se è possibile avere uno sportello. Perfetto, è stata chiarissima, prego Vice Sindaco. Oddio, adesso ho perso la mappa del decentramento perché non me ne occupo, non c'è un'anagrafe in via dal Piazza, in quella zona lì dove c'è la sede della consulta di quartiere, dove abbiamo fatto la credo abbia chiuso. Allora... da un'occhiata domani se c'è questa possibilità, casomai. Guardi, non ho la mappa degli uffici anagrafe, chiedo perdono. Sul sito del Comune di Padova, però, alla pagina del decentramento, i servizi anagrafe, può trovare il servizio più vicino. Abbiamo anche alcuni servizi domiciliarizzati per
chi ha problemi, insomma, e quindi... E chi ha bisogno. Dennis, altre domande? Sì, possiamo andare con altri 4 messaggi. Bravissimo, siamo quasi in chiusura, ancora messaggi, prego, vai Dennis. Salve signor Michalizzi, non si può intervenire sui muri dell'università in zona Portello via Poleni per togliere tutte quelle scritte che incivili fanno al quartiere? Grazie. Segnalatecele, noi lo facciamo, soprattutto nei muri pubblici di nostra proprietà, poi interveniamo anche nel caso in cui ci siano scritte ingiuriose su muri di altre proprietà, quindi ci occupiamo del decoro, diciamo, anche su aree di non nostra proprietà. Però in genere se no lo facciamo solo sui nostri. Al Portello abbiamo cancellato qualche mese fa una scritta proprio sulla porta. Altro messaggio, Dennis. Buonasera, zona Mortise, via Madonna della Salute, all'altezza del bar-ristorante cinese, ex edificio Gianfranco Marcato, la pista ciclabile è spesso occupata da auto parcheggiate che vanno al bar. È possibile mettere dei paletti a limitazione? Grazie, Giovanni. Sì, l'ho notato anch'io, quello è il quartiere dove sono cresciuto, abitano ancora i miei genitori. Tra l'altro l'intervento là di sistemazione di marciapiedi l'ho fatto ancora quando ero in consiglio di quartiere presidente e ho visto questa sorta di veranda d'oro, insomma, che ha realizzato il nuovo bar. Ho chiesto di fare le verifiche agli uffici perché questa sistemazione ha tolto nell'area di proprietà del bar la possibilità però di parcheggiare, quindi ora parcheggiano sul marciapiede. A me non piace questa cosa perché il marciapiede e la ciclabile era stata fatta per i pedoni e per i ciclisti, quindi non bisogna che parcheggino lì. Sto attendendo che gli uffici mi diano responso su quanto il bar ha realizzato e poi interveniamo di conseguenza. Altro messaggio? Cioè, va protetto il percorso, insomma, certo. Questo volevo dire. Vice Sindaco, metterete mai mano sul cavalcavia Chiesa Nuova? Provi a farlo alle 8 di mattina, traffico fino a mezza via Chiesa Nuova. Fino a mezza via Chiesa Nuova, cioè in senso della coda forse. Lì dovremmo sistemare, è quello il cavalcavia, cioè un'interferenza con la ferrovia da mettere a posto e quindi lì il cavalcavia va riorganizzato. Poi il tram sarà una risposta valida al tema del traffico e sarà l'occasione per anche tutti gli interventi infrastrutturali a corredo. Ne abbiamo un altro, Dennis? Sì. Quando si potrà visitare la vecchia Torre degli Anziani? Grazie. Ah, che bello! Allora, lì abbiamo finalmente, insomma, stiamo avvicinandoci all'avvio dei lavori che inizieranno a fine aprile. Aprile o marzo, diciamo aprile-marzo, mi pare fine aprile, se ne sta occupando l'assessore Colasio, ma insomma è un tema che sto seguendo e dureranno circa un anno, quindi insomma dovremo aspettare l'estate prossima, cioè non questa che arriva, quella dopo, e sarà un punto di vista splendido. Quanti anni è che si dice che insomma quella torre va rimessa, come dire, a disposizione dei cittadini? Era la torre degli anziani, era la torre da dove i saggi della città lanciavano l'allarme in caso di come dire, di pericolo, insomma, un incendio, un terremoto, qualche situazione di emergenza. Va bene, credo, stavo guardando perché ci sono anche messaggi che sono arrivati, però non abbiamo tempo di trascriverli. Dennis, sono altri messaggi? Arriva Dennis? No, siamo a posto, siamo in chiusura. Vabbè, allora possiamo chiudere, siamo in orario per l'informazione di TV7 Report e poi il termine i grandi film di TV7. Ringrazio ovviamente il vice sindaco Andrea Michalizzi, un buon San Valentino a tutti per questa serata, che è una serata la mia compagna è fuori all'estero e quindi non potrà festeggiare, però sarà una telefonata. Sarò con mia figlia che è il mio primo amore. Grazie Andrea Michalizzi, vi lascio l'informazione di TV7, buona serata.